Nos economia sarda una terusa lassuda e prima di gennaio 2026 la tassa europea sopra le emissioni esatta a pesare a su doppio e su trasporto des merces. Un rincaro che hanno a pagare sa impresa sarda zai a carada da insularidade e da logistica. Zai un anno vachet su settore a dausa allarme, ma questo manzano in Casteddu, in sintesi di un addobio promovio dai riformadores, su problema l'ana torrao a Bocara Pizzu, presente su presidente des autoridade portuale Domenico Bagalà, e economista Francesco Pigliaru che ha sottolineato la necessità di misure compensative urgenti. La tassa di Bruxelles che pertocca sa movimentazione des orbenes che viaggiano in mare, de prima di gennaio attacolare dai su 70 su 100%, su pericolo e che le aziende perdano in competitività. Preso il riformatore si deve istituire un osservatorio regionale del trasporto des merces, ma la proposta di legge presentata in Cussizzo in su mese di tribula sergalo firma. Pro comprendere su pericolo basta depompiare su numero, su 90 battos prochentu des merces dae e a Sardegna viaggiano in nave, e procussu in sinteri des addobbi a Navavedao vincer de una continuità territoriale marittima pro su trasporto merces, come telani in Corsica, Baleares e Isular Grecasa. Ma in generale sono de sempre scussu des applicazione de su principio des insularidade a postivigao in Costituzione. A cominciare dai Castellus a campagna regionale del Comitao contrario a sa riforma costituzionale sopra la giustizia che introduiti sa carrieras scropadas e sa partimenta di su Cussizzo superiore desa magistratura. Promovio des Assozio Nazionale Magistrao su Comitao reunito operadore de su diritto e docentes universitarios est aperto a sa partecipazione des cittadinos. S'obiettivo nanasos promotores est informare supra sa capia desa riforma, sas conseguenzias possibiles e sa resoner de su nono, pensando a su referendum confermativo che su governo che refaccher in marzo 2026. E un anno preno e profettoso, questo che sta acabando per os 82 presidios des carabinieri del comando provinciale di Nuoro. A fa che su bilancio des attività del 2025, questo manzano su comandante provinciale Gennaro Cassese, 1800 persone denunziate, a 158 arresto, belle 160 pattugliamentos a Sadie, prur de 150 persone scomputate, dando cara mescamente a sorreatos a sa persone e a su patrimonio, presuchi per tocca sa spiantagione de canapa Cassese a mentovaso protocollo operativo che in foresta che rende più facile su traballo a posti de su sequestro desa droga. Sono minimada grazie al finza a informazione a sos cittadinos sa strampas a sos anzianos, mentre sono aumentada sa strampas in linea. Sono medas però vinza scussas scopertas a 230 in su 2025. Su comandante Gennaro Cassese, su tale linea che i carabinieri sono un presidio fitiano in su territorio, suona su servizio dei cittadinos e su traballo e soro moghe prima di tutto desa passione. Sono meda sos anzianos che cada dia rispondono a su telefono o a per insaiana che si sia in buona vide, este de custo armamentos che approfittano sos trampistas. Sono numero che tampore, belle su 40% desas personas anzianas a subiu a su manco una trampa in sa vita sua. La polizia locale de Tattari ha aumentato una scanta regola sempre per evitare che rugher in sa trampa, non apperre gente disconnota, non fa che spaccamentos a curreos che non sono autorizzati, non dare datos personales o informaziones bancarias. Promedio de ligamenes e posta elettronica frassar, difatti sa trampas in linea sono sempre sprufittianas, a corfini mescamente che impreata su telefono intelligente e su computer senza dare cara. Promuovere una maniera di vivere sana, proponere il fondamento di una vita longa e attiva. Es obiettivo de su Mater Olbia Hospital, che ispirandosi a sos principios de sos Life Essential Aid, un sistema internazionale che seiata sos 8 pilastros fundamentales pro amparare coro e vasos sanguignos, ha proposto a sa popolazione una scantardier de esames in donu. Chi è partecipa a ricevere un'ischeda personalizzata che in sa valutazione de sos fattori de a risco e sos consigli praticos pro si chi resandala de un stile di vita più sano.
S'appuntamento, mandau a dainantis in su Policlinicu Gemelli, est un momentu de studiu de sa longevidade in una terra patria de centenarios.